Se in terraferma la giornata di scioperi indetta dai sindacati di base non ha creato grossi disagi, in Laguna è stata una Caporetto. Quasi inesistenti per tutto il giorno le corse dei vaporetti, con grosse difficoltà da parte di ACTV a garantire i servizi essenziali. Al punto che il prefetto Carlo Boffi è stato costretto a precettare i lavoratori, ovviando alla mancanza dell'azienda che non aveva predisposto fasce protette e convinta che la partecipazione sarebbe stata più bassa. Oggi sono stati fermi i battelli dal Lido, dalla Giudecca e da molte isole, quindi zone che evidentemente non possono, ecco, se non nuotando, insomma, non possono i nostri cittadini raggiungere ovviamente a piedi. Penso sia una cosa gravissima, in quanto non c'è stata data alcuna informazione, per chi anche chiamava ieri veniva detto che ci sarebbero state pochissime adesioni, e questo denota non solo l'incapacità da parte della dirigenza di AUM, ma anche un'arroganza per ritenere, perché questa è la giustificazione, che a questo sciopero non avrebbero partecipato molti lavoratori. La partecipazione invece è stata alta, come dimostrato anche dalla manifestazione di un centinaio di lavoratori in Piazzale Roma al grido di "Siamo tutti pezzenti". Il riferimento è al termine usato dal sindaco Brugnaro per definire la famiglia di turisti che si era lamentata del conto da 526 euro in un ristorante veneziano. Il sindaco, ecco, per definirlo usando il suo stesso linguaggio, certamente un buzzurro. Non è sicuramente un linguaggio consono ad un sindaco, e soprattutto al sindaco di Venezia, e soprattutto in questo momento storico dove persone sopravvivono con 500 euro al mese, dare dei pezzenti a dei turisti che hanno speso più di 500 euro per un pranzo, ritengo che sia anche offensivo non solamente nei confronti dei turisti che visitano questa città, ma anche e soprattutto per i pensionati, i precari e tutte le persone che non arrivano a fine mese.